Scomparsa misteriosa. Elisabetta Pisano, 43enne, è scomparsa da Decimo Puzzu, portando con sé solo un coniglio nano e un pesciolino. C'è grande apprensione in tutta la Sardegna. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Iscriviti al canale e condividi il video per aiutarmi a diffondere questo appello in tutta la Sardegna. Elisabetta si è allontanata dalla casa dei genitori a Decimo Puzzu nel pomeriggio di giovedì. Era a bordo di uno scooter elettrico e indossava una tuta verde. La famiglia la descrive come una persona estremamente riservata che si occupava dei suoi cari. L'ultimo segnale del suo telefono è stato tracciato a mezzanotte tra Samassi e Serrenti. La sorella teme che possa aver cambiato mezzo di trasporto e soprattutto che potrebbe non essere da sola. Ma un allontanamento pianificato può davvero essere legato al mistero degli animali portati con sé? L'appello disperato della famiglia chiede aiuto per ritrovare Elisabetta. Se l'hai vista, chiama immediatamente il 112. La tua segnalazione può essere vitale. Continua a seguirmi per discutere insieme dei problemi che affliggono la nostra isola e per restare aggiornato sulla sua ricerca. Grazie per esserci stato e spero, anche più del solito, che questo video sia stato un minimo utile a te, ma soprattutto per informare i sardi di questa scomparsa e di conseguenza aiutare indirettamente nella ricerca. Ciao e buon proseguimento di giornata.